Buongiorno, questi gli argomenti di oggi. L'arresto del socialista Mario Chiesa, presidente di un istituto assistenziale di Milano. Avrebbe chiesto tangenti. 17 febbraio 1992. Mario Chiesa, esponente del Partito Socialista Milanese e presidente della casa di riposo Pio Albergo Trivulzio, viene arrestato in flagranza di reato mentre accetta una tangente di 7 milioni. Nasce Mani Pulite. L'inchiesta è condotta da un pool di magistrati della Procura di Milano. Il volto che diventa più popolare è quello di Antonio Di Pietro. L'ondata di sdegno per gli episodi di corruzione milanesi è enorme. Il segretario del Partito Socialista Bettino Craxi minimizza e definisce quello di Mario Chiesa un episodio isolato. Un mariuolo che getta un'ombra su tutta l'immagine di un partito. Ma Mario Chiesa non ci sta e comincia a parlare. Il sistema delle tangenti è molto più esteso rispetto a quanto sostiene Craxi. Per ottenere gli appalti, pagare la mazzetta è la regola. A ricevere fiumi di denaro in maniera illecita sono uomini politici e partiti di ogni colore, specialmente quelli di governo come la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista. Oltre a rivelare il funzionamento del sistema corruttivo, Mario Chiesa comincia anche a fare dei nomi. Nei mesi successivi le inchieste proseguono e si estendono in tutta Italia. Numerosi imprenditori e personaggi politici vengono travolti da una pioggia di avvisi di garanzia. Gli arresti sono all'ordine del giorno. Qualcuno si toglie la vita, come il socialista Sergio Moroni, assessore alla Regione Lombardia. Hanno creato un clima infame, Commenta Craxi, attaccando duramente i magistrati. L'inchiesta Mani Pulite ha ormai scoperchiato un sistema di malaffare endemico della politica italiana. Bettino Craxi, il 3 luglio del 1992 in un discorso alla Camera, chiama in correità tutto il Parlamento. Buona parte del finanziamento politico è irregolare o illegale. Non credo che ci sia nessuno, dicevo allora, in quest'Aula, che possa alzarsi e pronunciare un giuramento in senso contrario a quanto affermo, perché presto o tardi i fatti si incaricherebbero di dichiararlo spergiuro. Ma il conto arriva anche per lui. Il 15 dicembre del 1992 Craxi riceve il primo avviso di garanzia dalla Procura di Milano. Esplode il rifiuto per un'intera classe dirigente e Craxi è ritenuto il simbolo della corruzione politica della Prima Repubblica. Il lancio di monetine del 30 aprile 1993 all'uscita dell'Hotel Rafael è diventato il simbolo della fine di un'epoca.